Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio del Parco Nazionale della Maiella, alla scoperta di Lama dei Peligni in provincia di Chieti, il comune che è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze. Si trova a 669 metri sul livello del mare e conta circa 1200 abitanti. Lama dei Peligni è anche città delle grotte e del camoscio. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Lama dei Peligni. Iniziamo il nostro itinerario a Lama dei Peligni con il sindaco Andrea Di Fabrizio. Ci presenti il comune di Lama dei Peligni. Benvenuti a Lama dei Peligni, è un paese al di sotto della Maiella, quindi Maiella la montagna madre per dire, no? Siamo nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, è un paese di 1200 abitanti circa, a quota 669 metri sul livello del mare, un paese fatto comunque di storia, di arte, un paese che è stato in parte anche, se posso dire, segnato dagli eventi bellici. Qui siamo percorsi dalla linea Gustav e quindi presentiamo tuttora delle tracce ancora evidenti degli eventi bellici. Abbiamo un centro storico rinnovato, se posso dire, con una piazza del tutto ricostruita in pietra. Abbiamo tutta una serie poi di strutture dal punto di vista artistico, storico. Abbiamo anche delle strutture ricettivo-turistiche come il centro turistico delle piscine, che è attivo durante la stagione estiva. Siamo il paese delle Grotte del Cavallone, località d'Annunziana. Le Grotte del Cavallone sono le grotte più alte d'Europa, quindi raggiungibili attraverso un impianto di risalita, un impianto funiviario. Siamo in grado, per il turista che vuol venire, di riempire un'intera giornata, ecco. Anche la città del camoscio. La città del camoscio. C'è da dire che Lama dei Peligni, l'oasi faunistica del Camoscio d'Abruzzo, è l'oasi più datata del Parco Nazionale della Maiella. È stata l'oasi di reintroduzione del camoscio sulla Maiella. È un'area faunistica che nasce nel 1990 e ad oggi tuttora comunque è operativa. L'unica nel Parco Nazionale della Maiella. Sulla vostra vallata poi scorre anche un fiume rigoglioso. Il fiume Aventino, fiume a carattere torrentizio che nasce diciamo a pochi chilometri da qui, dal comune di Palena, e si sviluppa fino a valle. È un fiume su cui è praticabile ad oggi il kayak e la disciplina del rafting. Poi qui siamo in una zona montana e quindi presidio anche degli alpini. È un paese che vanta, diciamo, una tradizione alpina, molti alpini, al di là ora, diciamo, degli arruolati nel gruppo degli alpini, ma comunque c'è anche una tradizione degli alpini di Lama che sono stati impiegati anche nel primo e secondo conflitto mondiale, quindi abbiamo diversi dispersi nella campagna di Russia. Quindi comunque il paese degli alpini, se posso dire. Tra le altre associazioni anche i carabinieri in congedo? Anche i carabinieri in congedo. Diciamo un'altra cosa, che poi abbiamo un alto attivismo dal punto di vista delle associazioni che sono poi, se si può dire, anche il motore del turismo qui a Lama dei Peligni, perché è una serie di eventi comunque che viene appunto messa in moto dalle associazioni. Che cos'è Lama dei Peligni per lei? Ma guardi, le devo dire una cosa, Lama dei Peligni per me è, come si dice, è la culla, perché comunque io sono nato qui, sono cresciuto qui, ho diciamo seguito anche il decorso di formazione universitaria fuori, ma ho deciso di tornare a Lama dei Peligni perché questo è il mio mondo, io sto bene qui. Voglio dire una cosa, invito i turisti a venire perché comunque siamo un popolo poi accogliente da questo punto di vista, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di un comune come Lama dei Peligni. Grazie sindaco, e adesso continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Lama dei Peligni. Andiamo ad incontrare il parroco.
questo momento ci troviamo all'interno della chiesa di Gesù Bambino e con il parroco Don Giovanni Budano andiamo a presentare la comunità cristiana di Lama dei Peligni. Benvenuti, questa comunità, seppur piccola, paese di montagna, dà grandi soddisfazioni per un sacerdote in quanto è caratterizzata per una grande frequenza nei giorni feriali. E questo, come dire, permette anche un senso di preghiera, un senso di comunità molto stretto e molto costante. Poi chiaramente ci sono le devozioni, quindi quelle feste che durante l'anno attirano molte più persone, ma in generale anche persone da fuori e chiaramente sono un po' il fulcro, il centro, oltre chiaramente alle devozioni o se volete alle solennità principali, quindi il Natale e la Pasqua, ci sono delle devozioni particolari in questo paese e una è chiaramente rappresentata dal nostro patrono, a cui è intitolata la chiesa, appunto Gesù Bambino, che è una statuetta che è stata riportata nel 1760 da un frate originario di questo paese e che ha fornito al nostro paese grandi benefici, grandi, come dire, anche si attestano vari miracoli e si festeggia chiaramente 2 volte l'anno. La prima volta la venuta del bambino, quindi siamo alla terza domenica di maggio, questa è la ricorrenza in cui lo celebriamo, e poi chiaramente anche il 20 settembre, perché in questa data ricorre o si celebra, diciamo così, la cacciata della peste, della colera più precisamente, in quanto in quel periodo, nel 1854, c'era una pandemia, un'epidemia di colera, chiaramente nel Regno Borbonico, poteva minacciare un po' il nostro paese. Allora si fece questa novena per invocare la protezione del Santo Bambino e chiaramente il paese fu, diciamo così, salvato da questa situazione e allora il 20 settembre, come ogni anno, celebriamo questa ricorrenza e poi chiaramente c'è anche un altro santo a cui il paese è molto devoto, è Sant'Antonio da Padova, che chiaramente non celebriamo qui, celebriamo nell'altra chiesa e che, come dire, è un'altra ricorrenza che durante l'anno chiaramente attira molti fedeli, anche da fuori, ma devo dire per lo più chiaramente i nostri. Non è frequente una chiesa intitolata a Gesù Bambino? Sì, in diocesi, nella diocesi di Vasto è l'unico caso. Penso anche nella CEAM, quindi nella conferenza Abruzzo-Molise, non mi vorrei sbagliare, mi sembra che non ci siano altri casi, quindi è sicuramente una rarità. Questo passaggio venne fatto nel 2015 dal mio predecessore, il buon Don Andrea, in quanto la chiesa prima era intitolata ai Santi Nicola e Clemente, ma chiaramente sentendo la forte devozione del paese, allora si pensò di intitolare la chiesa appunto a Gesù Bambino e quindi chiaramente poi con il nulla osta dell'arcivescovo dal 2015 questa chiesa, questa parrocchia è intitolata a Gesù Bambino. La presenza di Sant'Antonio di Padova è senz'altro dovuta anche alla presenza del convento dei frati minori? Sì, purtroppo attualmente per il calo di vocazioni non sono presenti, quindi diciamo per vari motivi noi gestiamo la parte chiaramente della chiesa che per varie situazioni viene aperta durante il periodo estivo chiaramente, quindi anche lì c'è un buon flusso di fedeli, però devo dire le due devozioni non si sovrappongono fra di loro, cioè chiaramente c'è chi magari in buona fede è un po' più devoto al bambino, chi è un po' più devoto a Sant'Antonio, comunque come sappiamo l'importante è avere sempre riferimento a Dio e poi chiaramente Gesù Bambino, che chiaramente è il suo figlio, insomma ne è come dire, la massima espressione, però l'importante comunque si proceda sempre in obbedienza al Signore e alla Chiesa e devo dire anche in questo aspetto questa comunità è sempre stata in obbedienza a colui che insomma ci dà il permesso insomma, di esercitare, quindi al Vescovo, che è la prima cosa penso io, quindi anche io da buon sacerdote ho cercato di tramandare questa fondamentale importanza, l'obbedienza alla Chiesa e chiaramente anche al Signore. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Messaggio del parroco alla cittadinanza di continuare ad essere una comunità accogliente, una comunità bella che non fa discriminazioni, che come dire, si cura anche delle persone anziane, perché qui abbiamo molte persone anziane, continuare a effettuare la nostra carità nella semplicità e nella quotidianità, perché la caratteristica di questo paese, per quel che mi attiene in questi 5 anni che sono parroco, è proprio la quotidianità, la ferialità, una carità quotidiana e semplice, fatta di gesti quotidiani, che aiuta tutti, senza grandi, come dire, spettacolarizzazioni, ma che poi è il fulcro e la base di ogni famiglia e sentirsi famiglia è la cosa più bella penso che ci sia. Grazie al parroco e noi continuiamo il nostro itinerario e andiamo a scoprire la sfogliatella di Lama dei Peligni.
E siamo giunti al momento della dolcezza nel laboratorio della sfogliatella di Lama dei Peligni con la signora Rita Cianfarra. Andiamo a presentare questo prodotto tipico del territorio, un prodotto antico. Vedo Donna Anna. Perché Donna Anna? Allora, Donna Anna era la nobildonna, una ragazza di buona famiglia di Civitella Messer Raimondo, che aveva sposato il barone Tabassi di Lama dei Peligni, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento aveva recepito la ricetta della sfogliatella napoletana, perché la suocera era di Santa Maria di Capua Vetere, e l'aveva modificata, l'aveva rivisitata e ne aveva fatto un dolce assolutamente originale che dà lustro, insomma, al nostro paese, che è conosciuto anche per la sfogliatella di Lama, ed è sostanzialmente differente dalla sfogliatella napoletana, sia per la farcia, che nella sfogliatella napoletana è fatta di ricotta, invece nel caso nostro è fatta soprattutto di marmellata d'uva Montepulciano, sia nell'impasto esterno. La sfogliatella napoletana non ha le uova, nel nostro involucro di pasta esterna sono presenti le uova, e questo dà una caratteristica di friabilità, di fragranza, che probabilmente la sfogliatella napoletana non ha altre caratteristiche di pregio, ma non questa. Allora, Donna Anna ha creato la ricetta, però qui voi tramandate la ricetta da padre in figlio, anzi da madre in figlia, perché esatto. Abbiamo sua madre, poi la mamma di sua madre, esatto, e adesso le esatto. sue figlie. Poi è arrivata a me ed io l'ho tramandata alle mie figlie, che oggi gestiscono questo laboratorio. Prima abbiamo seguito la preparazione e voi alternate, no, nei vari giorni le varie preparazioni, le varie fasi. Le varie fasi di lavorazione di questo prodotto, che è un prodotto che richiede molta manualità, e quindi solitamente siamo organizzati, nel senso ogni giorno si porta avanti una fase, quella dell'impasto, quella della sfogliatura di queste panette che noi prepariamo, che poi vengono stese su un tavolo, vengono spennellate con dello strutto e vengono sovrapposte le une alle altre, dopodiché vengono arrotolate a partire dal lato più corto e si realizza una sorta di sigarone che poi viene messo in frigo per farlo rapprendere. Nei giorni successivi vengono ripresi e vengono tagliate tutte le rotelline, spianate con il matterello praticamente fino a che assumono una forma ovale. A quel punto vengono farcite con la marmellata, richiuse, e a questo punto sono pronte per essere infornate. La cottura è abbastanza veloce? Sì, la cottura è abbastanza veloce, sono 13-15 minuti a 240 gradi. E poi viene aggiunto lo zucchero. Successivamente vengono sfornate e poste su un foglio di carta assorbente che tira via tutto lo strutto residuo che si è perso nella fase di cottura, e quando si sono raffreddate vengono spolverate con dello zucchero a velo e possono essere degustate. Una cosa molto bella è che voi avete una roulotte e girate un po' tutta l'Italia per far conoscere questa sfogliatella di Lama dei Peligni. Esatto, questo nostro progetto imprenditoriale costa anche di questa piccola roulotte di cui lei parlava, molto carina, che ha ripreso i colori, il logo di Donna Anna, e partecipiamo a delle manifestazioni per promuovere la nostra produzione, insomma, e anche per fare conoscere questo territorio che c'ha tanto da dare, che comunque è ancora così poco conosciuto. Chiudiamo con l'invito a venire qui a Lama dei Peligni. Senz'altro a Lama dei Peligni, e anche a venire a trovare Donna Anna, perché no? Noi siamo qui per offrire sto dolce straordinario che sicuramente lascerà un'idea positiva sia del prodotto ma anche di tutto il resto. Grazie alla signora Rita. Grazie e a noi voi. Continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Lama dei Peligni nel Parco Nazionale della Maiella. E adesso siamo con Tiziana Di Renzo, vice sindaco del comune di Lama dei Peligni, ma anche assessore alla cultura e turismo e vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella. Bellissima la Lama dei Peligni, abbiamo visto un paesaggio straordinario, una natura incontaminata, un centro storico molto accogliente.
però dobbiamo parlare anche delle realtà associative, perché so che l'associazionismo qui è molto vivo. Sì, io sono veramente orgogliosa della vita associativa di questo paese, perché veramente grazie alle associazioni di volontari che questo paese veramente è ancora oggi vivo, e sono proprio le associazioni che ogni anno ad agosto, durante le festività natalizie, pasquali, durante l'inverno, rendono questo paese vivo e fanno in modo che gli abitanti del posto, non solo i turisti che vengono insomma a trovarci, veramente possano godere di una vita fuori dalle proprie case in tutti i periodi dell'anno. Partiamo dall'associazione teatrale che ogni anno garantisce una stagione teatrale, noi abbiamo un bellissimo teatro, poi c'è la Proloco, c'è l'Avis, abbiamo il Maiella Sporting Team, un'associazione che organizza giornate insomma in montagna, gestisce il nostro rifugio di montagna Fonte Tarì e ha un progetto che si chiama Montagne senza barriere e permette alle persone con delle disabilità, tramite un supporto che si chiama Jolette, di raggiungere anche le montagne. Abbiamo il Motoclub che organizza ogni anno dei motoraduni, abbiamo l'associazione Il Circo del Sorriso che organizza ogni anno non una, ben 2 feste della sfogliatella, il nostro dolce tipico. La sfogliatella che viene festeggiata ad aprile, di solito attorno al 25 aprile, e ad agosto, il 13 o 14 agosto, dove facciamo una notte della sfogliatella, dove tutte le associazioni si radunano e si organizza questa grande festa, questa grande sagra per elogiare il nostro prodotto tipico. Abbiamo la squadra calcio che oltre che eventi appunto prettamente sportivi fa eventi sociali. Abbiamo un'associazione bellissima di giovani, adesso maggiorenni, ma quando è nata erano tutti minorenni, che si chiama Futur Lama e organizza tornei, si occupa appunto di animare le giornate con i bambini. Insomma, veramente questo paese è veramente vivo grazie a loro e non finirò mai di ringraziarli per tutto quello che fanno, perché dedicano tantissime giornate alla vita comunitaria e alla vita sociale. Abbiamo un'associazione che organizza tutti gli anni una serata Telethon, dove abbiamo raccolto anche 20-25 mila euro in una serata, quindi insomma veramente qui non manca nulla. Oggi faremo tanti inviti, però io sfrutto l'occasione che lei è vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella per fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui in tutto il territorio del Parco Nazionale. Noi vi aspettiamo, vi accoglieremo sempre, come io dico sempre, come se foste a casa, e con noi che siamo sempre qui. Il comune è aperto a tutti, ai turisti, a chiunque voglia, e veramente vi aspettiamo perché non sarete delusi dal nostro paese. Grazie, quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Lama dei Peligni. Un'eccellenza di Lama dei Peligni è senz'altro il centro visita del Parco Nazionale della Maiella. In realtà è tante cose, perché è anche un museo, e poi scopriremo il tutto con Francesca Tantalo. Quindi ci porti in visita in questa meraviglia di Lama dei Peligni. Sì, allora intanto vi do il benvenuto qui a Lama dei Peligni, all'interno del centro visita del Parco Maiella, con giardino botanico e museo naturalistico e archeologico. Una sezione del giardino botanico inoltre dedicata anche a quello che noi definiamo il villaggio neolitico, con la ricostruzione di una capanna neolitica, che ricorda poi in effetti un ritrovamento proprio qui a Lama dei Peligni di un intero villaggio. Qui in questa sala abbiamo il principe della Maiella.
Sì, esattamente, il simbolo di Lama dei Peligni e non solo, appunto, il camoscio appenninico, ovviamente simbolo del paese perché qui a Lama nel 1991 è stata realizzata la prima area faunistica per la conservazione di una specie che rischiava l'estinzione, quindi da allora è diventato appunto il simbolo di questo paese. Non abbiamo soltanto il camoscio poi in questa sala. Questo qui è il museo naturalistico, quindi in effetti vengono portate alla luce tutte quelle che sono le caratteristiche naturalistiche del territorio e del Parco della Maiella. Nello specifico anche una sezione dedicata alle grotte, perché appunto sono un aspetto importante, forse anche poco conosciuto, però molto affascinante del nostro territorio. Poi si sale nella sezione archeologica. Esatto, e si fa un passaggio, un percorso, una passeggiata a ritroso nella storia con i reperti ritrovati nella zona, quindi i più recenti di epoca, diciamo, romana, per poi tornare indietro nel tempo fino ad arrivare all'epoca preistorica, con due reperti molto importanti, tra cui il calco dell'uomo della Maiella di epoca neolitica e un frammento di mandibola di macaco, il primo macaco ritrovato in Abruzzo. Ecco, una bella cosa è che questo centro è portato avanti da una cooperativa del posto. Esattamente, sì. Noi siamo la cooperativa My Experience che nasce dall'unione di due cooperative storiche del territorio, qui a Lama dei Peligni e Fara San Martino. E siamo dei personaggi, diciamo così, locali e ci occupiamo di turismo sostenibile, di esperienze a contatto con la natura, educazione ambientale e passeggiate in montagna, escursioni. Voi cosa consigliate? Prima una visita qui, poi andare nell'area faunistica? Sicuramente, anche perché da qui insomma possiamo fornire anche diverse informazioni riguardo a tutte le altre strutture anche del parco e quindi un po' contestualizzare quella che può essere la vacanza e il percorso di diversi giorni. Gli orari di apertura? Siamo aperti tutti i giorni fino al 30 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Poi immagino avrete anche un sito. Sì, il nostro sito è www.myexperience.it dove è possibile vedere tutte le attività organizzate, quindi con la nostra presenza, il nostro accompagnamento. E tra l'altro non ho accennato anche alla possibilità di poter visitare il giardino botanico che è qui all'esterno, che dà la possibilità di poter osservare più di 500 specie diverse. Intitolato a un personaggio Sì, molto importante, ad no? un importante botanico, Michele Tenore, a cui è stato dedicato anche il simbolo del nostro giardino, che è il fiordaliso della Maiella. Grazie Francesca e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta di Lama dei Peligni. L'Associazione Prologo, oltre a curare l'ufficio informazioni, comunque organizza tante manifestazioni nel corso dell'anno. Si organizza tante manifestazioni, a cominciare dal mese di gennaio, per esempio, la rassegna dei Sant'Antonio Abate, che era una rappresentazione fatta nel posto e che adesso si fa chiamando anche da paesi limitrofi e quindi creare una sorta di
serata importante, ma la manifestazione più importante, più grande è la rievocazione storica fatta per la prima volta da padre Salvatore Napoleone qui a Lama e che vede il coinvolgimento di diversi personaggi. Siamo arrivati alcuni anni 460 personaggi che rappresentano la venuta di Gesù bambino portata da Fra Pietro Silvestri e nel 1760 abbiamo fatto una grossa festa quando c'è stato il 250esimo del 2010 e poi, vista la grande devozione, il vescovo Bruno Forte ha intitolato anche la nostra chiesa. Tutto gira intorno a questa manifestazione, ma ce ne sono anche tanti altri. Si ricorda la festa di San Giovanni, la notte del 23 giugno con i fuochi, si rappresentano con le zingarelle i famosi proverbi e detti di una volta. Ecco, poi per esempio abbiamo fatto la passione di Gesù ricordata in un giardino privato, abbiamo ricordato in un'estate i giochi di una volta. Poi per esempio abbiamo fatto la festa degli orti, ricordando i cibi di una volta, e lo facciamo in una frazione vicino al fiume, e abbiamo fatto delle insalate particolari con le erbette che adesso non si conoscono più. E qui abbiamo gli abiti tradizionali. E qui abbiamo gli abiti tradizionali che vengono costruite dalle persone locali, le sarte, ma anche le persone normali, che copiano un disegno, un dipinto che è stato trovato a Firenze, gli abiti di Lama, ai tempi del Settecento, quando è arrivato il bambino. Quindi tutti i personaggi, grosso modo, si ispirano a questi, che sono un pochino, diciamo così, più eleganti, ma ci sono anche quelli meno eleganti, perché Lama era un paese di pastori, di contadini, e quindi bisogna ricreare quella società. Vogliamo chiudere con un invito a venire qui a Lama dei Peligni? Sì, sicuramente a vedere queste manifestazioni, ma anche tutte le bellezze locali che abbiamo. Per esempio anche questo locale ristrutturato anticamente, palazzi antichi, l'oasi del Camoscio, il bambino tanto adorato anche nella zona, non soltanto a Lama, quindi vi aspettiamo tutti. Grazie alla signora Elisa, quindi Lama dei Peligni vi aspetta con la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Lama dei Peligni, città delle grotte. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.